Cari amici sassofonisti, fermi. Quanta fatica fate con la vostra imboccatura a suonare? Escono fischi, fate fatica, vi stancate la bocca. È normale, è una ricerca che facciamo tutti per una vita e anche quando pensiamo di aver trovato l'imboccatura della nostra vita, dopo qualche mese ci stanchiamo. Ecco perché ho deciso di lavorare alle mie imboccature. Mi sono recato presso un centro di stampanti 3D dove un tecnico ha fatto il mio progetto e ho creato queste due imboccature con il marchio TM, Thomas Mouthpiece. Sono in materiale plastico, come tutte le imboccature stampate in 3D. Ho creato questa imboccatura sia per tenore che per il contralto. Questa imboccatura l'ho realizzata per avere una semplicità di utilizzo, evitare fischi e soprattutto evitare di stancarmi quando suono per più di un'ora. Non sarà l'imboccatura definitiva, non sarà certo neanche l'imboccatura che userò per fare i miei migliori dischi, anche se l'ho già utilizzata per fare una traccia in collaborazione con dei produttori e il risultato è stato molto apprezzato. L'imboccatura l'ho voluta fare molto facile. Facile non vuol dire brutto suono. Il suono è ovviamente correlato al materiale che si utilizza. Il metallo suona da metallo, l'ebanite da ebanite, la plastica da plastica. Chiaro, scegliendo materiali opportuni e di qualità. Voglio farvi sentire ora come suona questa imboccatura, anche se so che tutti siamo a conoscenza del fatto che è la persona che fa il suono, oltre poi certamente allo strumento, all'imboccatura e all'ancia che si utilizza. Tutte le imboccature vengono consegnate con il paradenti, una fascetta standard e il copribecco. E poi sì, dai, la fascetta fa il suono, sì, tutto è personale, soggettivo e solo migliorativo. Io la utilizzo così da 6 mesi, come la sto proponendo. Trovare l'ancia giusta sarà vostro compito. Io utilizzo da sempre le ance Rico Royal Blue da 2,5 per il tenore e da 2 per il contralto. Un'altra cosa che voglio aggiungere come considerazione è che io questa ancia la utilizzo da quasi 6 mesi ed è una cosa che non ho mai potuto fare con le altre imboccature che dopo 3-4 settimane le finisco e le devo sostituire. Provo a registrare un po' di sassofono per farvi sentire la semplicità di utilizzo.